Bentrovati telespettatori di Gold 78, bentrovati con una nuova puntata di Penalty, ancora una volta una puntata speciale con il sottotitolo speciale Andrà tutto bene. Una puntata dove rivivremo comunque un po' le atmosfere dei campionati, rivivremo un po' di azioni, rivivremo anche un po' di gol importanti. E per iniziare la nostra rassegna di questa settimana, iniziamo con dei profili su alcuni giocatori importanti del campionato di Serie D.
Uno degli attaccanti più importanti del campionato di eccellenza per questa stagione, che si è particolarmente messo in luce, è sicuramente l'attaccante centrale del Giarre Calcio, Simone Abate. Adesso un brevissimo stacco pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e vedremo tantissimi gol. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo.
Tantissimi gol, tantissime reti nel campionato di Serie D, in modo particolare, oltre al Palermo, da sottolineare anche la stagione straordinaria dell'Icata Calcio. Guardiamo tutti i suoi gol in questa stagione.
Una stagione da neopromossa, una stagione che comunque sin qui disputata è stata sicuramente all'altezza del nome del blasone. Licata 2019-2020 con tantissime reti, ma in modo particolare volevo sottolineare la straordinaria stagione sin qui disputata del suo capitano Salvatore Maltese. Altro cross di Adeyemo, sempre tagliato, smetta, Maltese, 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 il Licata in vantaggio, il Licata in vantaggio, il Licata in vantaggio, ha segnato Totò Maltese, minuto 22 e 30 secondi, la stocca lui, il capitano, il numero 5, Totò Maltese! Speriamo di regalare quest'altra gioia ai tifosi e farmi un regalo a me stesso e dedicarlo a mia figlia. Daniello poteva intervenire, il tiro, gol! Daniello, 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 il Licata in vantaggio! Non c'è la chiusura di Mazzamoto che arriva a destra, Felici, in fondo, pallone in mezzo, la salva, Maltese, un intervento salva risultato, sul tiro a botta sicura di Lucca, convinto, sbaglia, convinto, 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 il gol del Licata, il gol del Licata, il 2-0 del Licata, game over, Aldino Liotta, il Licata con una prova sontuosa, batte 2-0 il Palermo. Dal campionato di Serie D al campionato di eccellenza, parliamo del girone B e parliamo soprattutto del Paternò Calcio.
Nel girone C del campionato di promozione, su tutti indubbiamente la bellissima cavalcata dell'Aci Sant'Antonio.
Speriamo di rivedere di nuovo tantissime reti per quanto riguarda questa stagione 2019-2020, però come al solito il nostro messaggio è quello di attendere, aspettare le nuove disposizioni e poi eventualmente ritornare in campo per chiudere questa indubbiamente particolare stagione calcistica. Parliamo adesso di management sportivo e riviviamo insieme la bellissima atmosfera che abbiamo trovato presso il Centro Bettini di Roma quando abbiamo incontrato il presidente di RIA Management. RIA è un'associazione sportiva dilettantistica che nasce ormai 7 anni fa da un'idea mia, di mio cugino che fa l'avvocato e di altri 2 appassionati di calcio. Volevamo cercare di costruire qualcosa insieme che toccasse più punti, diciamo il maggior numero di aree possibili all'interno appunto di questo sport, quindi dall'area legale che potesse tutelare interessi e studiare anche, approfondire tutte quelle che sono le tematiche normative di questo mondo in continua evoluzione, fino a quella tecnica, quindi con non soltanto la gestione di società sportive, dilettantistiche e non, ma anche capire ed essere all'interno di strutture, perché quello che noi volevamo veramente era ed è tuttora cercare di stare dentro i percorsi e tutto ciò che si muove all'interno del mondo calcio. Quindi RIA Management è un qualcosa di fluido, è un'associazione fluida che vive al suo interno con tutti i suoi professionisti, con tutte le sue figure di riferimento, con i suoi collaboratori nel panorama nazionale ed internazionale. Nasciamo come associazione sportiva dilettantistica, entriamo come a Roma con la gestione del settore giovanile del Tor Sapienza ormai 6 anni fa, e da lì c'è stata chiaramente una grandissima evoluzione, perché per 4 anni RIA è stata partner fondante, centrale di quella che è stata la Carpi Football Academy, quindi comunque un'academy, un settore affiliazioni, la terza per numero di affiliati in Italia per ben 2 dei suoi 4 anni di esistenza. L'anno per esempio del Carpi in Serie A abbiamo avuto più di 70 società affiliate e molti dei collaboratori della Carpi Football Academy sono stati poi associati a RIA Management o addirittura ne sono stati soci fondatori, quindi qualcosa di dinamico, il meno burocratico possibile, perché a noi piace parlare di calcio, lo facciamo chiaramente nella maniera più completa e professionale possibile, perché cerchiamo veramente di dare ai nostri associati e anche tra di noi, perché poi lo scambio e la collaborazione tra noi cerchiamo di farla, di renderla la più sincera, la più snella possibile, perché il nostro motto appunto è: l'unico modo di fare bene il calcio è quello di rispettarlo. È in continua evoluzione, i nostri collaboratori si sono impegnati nell'organizzare anche dei corsi di formazione. Ad esempio ne abbiamo fatto uno a Pisa circa un anno fa, un corso di formazione specifico sullo scouting, quindi per chi è interessato a entrare nel mondo dell'osservazione dei calciatori, della valutazione del talento. Abbiamo costruito un'importantissima partnership, ancora e tuttora in auge, con l'Università del Calcio Football Master, un master molto di altissimo livello, gestito e diretto da Maurizio Catalani, autore RAI e regista importantissimo, e sotto la direzione artistica di Mario Sconcerti, con figure di altissimo profilo sotto tutti i punti di vista del mondo del calcio, dalla medicina dello sport agli allenatori, alle normative, ai direttori sportivi, a chi si occupa di scouting e di marketing.
Questa partnership ci sta dando delle grandissime soddisfazioni, perché insieme all'Università del Calcio abbiamo costruito e istituito appunto l'Academy. La nostra Academy, che si chiama appunto International Academy RIA Università del Calcio, ha dato seguito a quello che è stato il nostro percorso, il nostro lavoro del quadriennio con il Carpi FC, perché io in particolare come presidente dell'Academy di RIA e con i collaboratori più stretti che hanno avuto il piacere di proseguire con me questo lavoro, questa Academy ci ha dato la possibilità di continuare a conoscere la realtà dei settori giovanili italiani e non. Abbiamo 18 società a noi associate con le quali sviluppiamo lavori di formazione tecnica, di osservazione del talento, organizziamo eventi con società professionistiche di Serie A, non da ultima Lazio e Fiorentina quest'anno ad esempio, quindi organizzeremo degli stage, organizzeremo dei raduni, e su tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia fino al nord Italia, abbiamo la possibilità di essere presenti e protagonisti insieme alle nostre società associate, con tutti i servizi che noi vogliamo dare loro e con tutti i benefici di carattere comunicativo che loro danno a noi, facendo conoscere il nostro marchio e il nostro logo. www.soccerinternationalacademy.it è il nostro riferimento web come sito, un sito bellissimo, quindi lo pubblicizziamo appena possibile, e chiaramente il nostro obiettivo è quello di essere sempre più presenti su tutto il territorio. Oltre questo abbiamo avuto la possibilità di aprire una grandissima collaborazione con l'Asia, con il continente asiatico, in particolare con lo stato dell'Uzbekistan, dove io stesso sono stato un mese tra ottobre e novembre, un'esperienza meravigliosa che ha consentito alla nostra Academy di vedere tanto di quello che c'è nel calcio giovanile in questo stato così lontano, con una cultura così diversa dalla nostra, ma che sostanzialmente ci ha confermato semplicemente che alla fine il calcio è un qualcosa che unisce tutti sotto un'unica gigantesca bandiera, che è quella dello sport. È un territorio che ci ha dato tantissime soddisfazioni in questi anni, prima con la Carpi Academy, appunto di cui RIA è stata partner centrale, e oggi con l'International Academy. Abbiamo una società associata che è la San Pio X nella provincia di Catania, società che già ha avuto una visita di formazione da parte del nostro formatore, mister Damiano Calabrese, ex calciatore professionista, allenatore UFB, che è stato in loco a presentare il nostro progetto formativo, il nostro progetto di metodologia. Un grande successo, devo essere sincero, e sono molto contento di questo, ma in generale la Sicilia è stata ed è una terra di grande spessore a livello soprattutto di curiosità, un territorio che ci ha sempre chiesto molto da un punto di vista soprattutto della formazione e dello scouting. Ha partecipato, nonostante la grande distanza che c'è appunto tra la Sicilia e ad esempio Roma, come piuttosto Carpi negli anni dell'Academy, ma ha sempre risposto presente perché appunto denota questa curiosità incredibile, questa voglia di approfondire, di aggiornarsi. I loro tecnici sono sempre stati presenti, anche in numeri esigui, ma comunque hanno sempre davvero centrato il bersaglio che noi stiamo cercando di far inquadrare alle nostre società affiliate, cioè quello dell'approfondimento e della condivisione di intenti a livello calcistico. Quindi in Sicilia ci trovate presso la San Pio X, provincia di Catania, il nostro referente regionale Angelo Barbagallo, il nostro referente responsabile di tutto il Sud Italia, nonché responsabile tecnico nazionale Francesco Tafuro. Sono i nostri due punti di riferimento che chiaramente trovate con i contatti sul nostro sito, che è www.soccerinternationalacademy.it. Coltivare sogni e non illusioni è un messaggio che cerchiamo di dire ogni volta che abbiamo un convegno, ogni volta che abbiamo la possibilità di parlare.
il sogno di diventare calciatore professionista è un qualcosa di sano, è qualcosa di giusto, è qualcosa di bello. L'illusione che viene spesso purtroppo alimentata, fomentata da figure tangenti al mondo del calcio, non professionistiche, figure che vivono il calcio per mero esquisito e semplici motivazioni economiche, commerciali, non possono essere loro i punti di riferimento per far crescere il calcio italiano a livello dal dilettantismo al professionismo. Quindi vivere con il sogno e vivere con la voglia di lavorare, di allenarsi, di approfondire, di ascoltare i propri tecnici, soprattutto di saper selezionare i propri allenatori, capire dove si può imparare qualcosa, capire dove invece non si può imparare nulla perché non c'è professionalità, non c'è serietà, non c'è voglia di essere moderni nella maniera più sana e costruttiva possibile. Quindi diciamo a tutti i ragazzi: vivete il calcio col sorriso, con la serenità e con il giusto impegno, perché il calcio è un impegno ed è il gioco più bello del mondo, perché impegnandosi nel fare una cosa ci si diverte più di qualsiasi altra. Dopo la pubblicità ritorniamo purtroppo a parlare del coronavirus. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo.
Seconda parte della nostra trasmissione, telespettatori di Gold 78, fedelissimi di penalty e naturalmente sportivi siciliani. Seconda parte dove ancora una volta purtroppo il coronavirus è protagonista assoluto. Abbiamo in esclusiva per voi uno speciale realizzato da Alessandro Bellanic con tantissime testimonianze del mondo del calcio italiano. In questo momento parlare di calcio, di sport in generale, viene un po' difficile perché purtroppo ci sono problematiche molto più importanti dello sport. Io mi auguro che a più presto questo periodo possa finire in modo da tornare alla vita normale e poter tornare a vedere, ad abbracciare magari i nostri cari che in questo momento non stiamo potendo vedere. Detto questo, visto che il nostro tema comunque è il calcio, mi auguro che sconfitto questo maledetto virus si possa appunto tornare alla normalità e pian pianino le società abbiano la forza economica e organizzativa di poter ripartire, perché sicuramente stiamo subendo un danno economico non indifferente. Mi auguro veramente di cuore che si riesca di nuovo a ripartire perché il calcio per noi appassionati è fondamentale per i bambini, è fondamentale per i giovani, per i grandi, insomma, un po' tutti noi che lo amiamo viviamo di calcio, viviamo di sensazioni, quindi per noi il calcio è abbracciarsi, gioire, piangere, ridere, festeggiare. C'è un po' tutto questo dentro questo meraviglioso sport, quindi mi auguro veramente di cuore che le società possano riuscire pian pianino a ricompattarsi e a ripartire, dando la possibilità a tutti di poter insomma praticarlo, guardarlo e quant'altro. Io sono convinto che ce la faremo. Sicuramente dobbiamo attenerci a quello che ci è stato detto, quindi rimanere a casa e fare il possibile per sconfiggerlo. Ma sono convinto che lo sconfiggeremo perché siamo duri a morire, lo abbiamo sempre dimostrato, nello sport lo abbiamo sempre dimostrato, ma credo anche nella vita in generale. E anche quando sembriamo che stiamo per morire, ci rialziamo e siamo capaci anche di vincere. Io mi ricordo i mondiali 2006, è stata una sensazione fantastica, non venivamo da un bellissimo periodo e alla fine abbiamo vinto i mondiali, quindi come nello sport e nella vita noi italiani siamo bravi a rialzarci e a ripartire e sono convinto che ce la faremo, insieme ce la faremo. Buonasera a tutti e un saluto al nostro amico Bellanic e a tutti gli amici sportivi. Questo non è un momento facile, è un momento in cui siamo costretti a stare chiusi in casa, a cercare di vincere il prima possibile la partita più importante, che è quella contro questo virus che sta stravolgendo le nostre vite da qualche settimana. E sicuramente è arrivato in un momento particolare che era quello in cui si avvicinavano alla fine dei campionati e in cui magari si iniziavano magari a raccogliere i sacrifici di una intera stagione sportiva. E da un lato c'è insomma questa consapevolezza, insomma, quella di aver visto vanificati o di aver visto sospesi per adesso insomma le attività e magari c'è anche un po' di consapevolezza nel pensare che sicuramente la stagione sarà da considerarsi conclusa, perché difficilmente si potrà ritornare in tempi brevi a giocare. Questo periodo però magari può essere visto come una pausa di riflessione, una pausa magari in cui con più calma si possa programmare il futuro. Noi già lo stiamo facendo da prima e lo stiamo facendo adesso. Vogliamo continuare a puntare sul calcio femminile e magari insomma in questo momento possiamo anche pensare a cosa fare il prossimo anno. Volevo salutare tutti gli amici sportivi, qui insomma come me mancano i campi di calcio, mancano le partite,
e sicuramente l'augurio è quello di rivederci quanto prima in campo. Raccolgo con immenso piacere l'invito di Alessandro nel mandarvi un messaggio, un videomessaggio a tutti i siracusani e a tutta la Sicilia, che è stata per 3 anni casa mia, e spero che stiate tutti bene, spero che state attuando tutte le misure di cui il governo ci ha imposto, ma che sono sicuramente misure di sicurezza che possono far altro che migliorare questa situazione. Quando succedono queste cose c'è molto tempo da pensare, sicuramente uno ripercorre un po' tutta la sua vita, sicuramente Siracusa è stata una pagina della mia vita importantissima che rimarrà dentro di me per sempre. Vi ricordo con un affetto, un piacere immenso, è bellissimo sentirvi per messaggio tramite Facebook, che sono cose che fanno piacere, e spero che sono convinto, anzi, che questa disgrazia che è capitata al nostro paese farà sì che i rapporti umani saranno ancora più rinsaldati, anche perché per quanto mi riguarda sono un uomo passionale, vivo di passione e quindi spero che questo sia veramente un viatico per arrivare a tutto questo. Vi rifaccio un in bocca al lupo a tutti, vi auguro le migliori fortune, forza Siracusa, forza Italia, io resto a casa e vedrete che veramente andrà tutto bene, perché noi italiani ci abbiamo le palle. Hanno fatto, secondo me, la scelta giusta, anzi, una scelta che secondo la mia opinione la dovevano fare un po' prima, in modo tale da evitare tutti i contagi che già noi conosciamo. È un virus, sembrava all'inizio una piccola influenza, invece è risultato che è un virus molto potente che nessuno conosceva e che sta facendo un casino di morti. E niente, sono sicuro che tutto andrà bene, perché noi in queste cose siamo abbastanza forti. E niente, un bacione a tutti e vi voglio bene, in particolare un caloroso abbraccio a tutti i siracusani. Io sono a casa, cosa che dobbiamo fare tutti. Se vogliamo tornare alla normalità, alla nostra quotidianità, dobbiamo attenerci a quello che ci è stato chiesto dal governo. Non è il momento di fare polemiche più di tanto. Credo che la cosa più giusta è quella di rimanere tutti uniti e sono convinto che il popolo italiano ci riuscirà quanto prima a tirarsi fuori da questa situazione. È chiaro che per noi sportivi è stato traumatico tutto ciò, perché ci manca tanto il gruppo, ci manca tanto lo spogliatoio, ci mancano tanto le partite, ma sono convinto che quanto prima, se continuiamo su questa linea, possiamo ritornare ad abbracciarci dopo aver magari fatto un gol. Momento molto delicato per noi tutti, è un momento dove veramente bisogna stare a casa, non lasciare nulla al caso, perché purtroppo questo maledetto virus è un virus che colpisce chiunque, l'abbiamo anche visto in TV, dal giovane al grande, quindi mi preme mandare questo segnale forte alla gente, dove veramente bisogna stare a casa e cercare di uscire il meno possibile, perché uscire fuori vuol dire rischiare, uscire fuori vuol dire essere contagiato e quindi insomma creare del male alle persone poi che ti sono vicine, no? Quindi evitare di uscire, vi raccomando di restare a casa. Per quanto riguarda i campionati, io penso che la salute è la prima cosa, quindi è giusto che sia tutto fermo, è giusto che non si faccia nulla, perché la salute non ha prezzo e non ci sono cose più importanti della salute della vita. Quindi con questo saluto tutti, ringrazio nuovamente te, un bacio grande da Giampaolo Ciarcià. A presto, ciao ciao.
Purtroppo stiamo vivendo un momento delicato della nostra vita, abbastanza negativo dal punto di vista sociale, sanitario, economico e umano. In ogni caso speriamo di risolverlo prima possibile, magari visto che i numeri sono un po' in discesa degli infettati, di risolverlo magari entro il mese di aprile. Ma io volevo esprimere una mia opinione per quanto riguarda lo sport, in particolare il calcio. Per i professionisti sono d'accordo a fare iniziare di nuovo i campionati, magari se si gioca in estate, in ogni caso sono saltati sia gli europei sia le Olimpiadi di Tokyo, quindi si potrebbero attuare perché il valore economico di quei campionati è immane. Invece per i campionati dilettantistici la mia personale opinione è quella di sospenderli, in quanto riprenderli dopo aver saltato un mese e anche molto di più di allenamenti sarebbe sicuramente deleterio per tutte le squadre. E in ogni caso, siccome sono dei campionati in cui molti giocatori li praticano per divertimento, con i rimborsi spesa, molti di loro magari avranno poi o la cassa integrazione o avranno un'attività propria o un'attività stagionale che inizia proprio vicino all'estate, quindi non sarebbe opportuno farli riprendere. Giustamente sarà la Lega Nazionale Dilettante a dettare un po' i regolamenti e su quello che naturalmente prevede di fare. Do solamente un mio consiglio, che magari già sin da ora iniziano a dettare un po' quello che potrebbe nascere in caso di sospensione dei campionati, cioè se si dovrebbero svolgere i playoff oppure no, oppure guardare l'ultima classifica dell'ultima giornata giocata. Voglio parlare un po' di questo brutto momento che stiamo attraversando. E l'unica forma di poter fermare questo virus è restando a casa. Io solo esco una volta alla settimana per fare la spesa settimanale e dopo non esco più, mi alleno a casa e niente, faccio tutto quello che si deve fare per prevenire il virus. E voglio chiedere a tutti di restare a casa e sono sicuro che andrà tutto bene. Per quanto riguarda la brutta situazione che stiamo vivendo, come sappiamo, sicuramente non è stato facile da un giorno all'altro sospendere gli allenamenti e chiuderci in casa. Sicuramente è stato difficile per tutti, sia per gente di sport come noi, sia per gente che svolge qualsiasi tipo di attività. Parlando di calcio e delle mie squadre soprattutto, sicuramente non è stato il momento giusto per accadere quello che è successo, visto lo stato di forma che la squadra stava attraversando. Comunque sia, ormai è andata. Spero solo che il campionato possa ricominciare il più presto possibile e sono sicuro che tutto lo staff, i giocatori, me compreso, torneremo in campo con più entusiasmo di prima. Per finire volevo salutare tutti i tifosi del Siracusa e tutti gli addetti ai lavori nel mondo del calcio. Non dimentichiamo di restare a casa per sconfiggere questa pandemia. Buon pomeriggio, volevo salutare tutti gli amici che frequentano il calcio e non. Capisco che questo, il momento che stiamo attraversando, non è dei più belli, ma sicuramente ritorneremo a respirare quell'aria che quel rettangolo di campo ci trasmette, quel pallone che gira a terra. Vi auguro a tutti di passare questo periodo nel miglior modo possibile e seguendo le direttive che ci danno dalla protezione civile, per cui restiamo a casa, così prima possibile ritorneremo a respirare l'aria degli allenamenti e delle partite. Grazie a tutti voi e vi abbraccio a tutti. Ciao a tutti, sono Simona, capitano del Santa Lucia Woman, squadra di calcio 11 femminile. So che è un momento difficile, siamo molto dispiaciuti per quello che sta succedendo. Sicuramente non ci aspettavamo di interrompere il campionato così, però in queste situazioni di emergenza è giusto pensare alla cosa più importante, cioè che si risolva tutto il prima possibile. Siamo vicini a quelli che in questo momento stanno soffrendo e auguriamo di riprendersi quanto prima.
Per quanto riguarda il campionato, speriamo di tornare a giocare presto e spero che tutto torni alla normalità quanto prima possibile. Un augurio a tutto il mondo dello sport, dirigenti, atleti, allenatori e un abbraccio forte. Un saluto all'amico Alessandro Bellanic e a tutti gli sportivi. Cosa dire, siamo davvero in un momento difficile, complicato della nostra esistenza. Dal punto di vista sportivo, ovviamente i campionati ormai sono fermi da domenica 1 marzo, quindi più di un mese, ma anche giustamente direi. Ovviamente l'augurio è quello di poterci rivedere nel più breve tempo possibile, ancora a raccontare le gesta delle squadre dilettantistiche siciliane e completare ormai questi campionati, questa stagione 2019-2020, anche se non sembra una cosa del tutto facile, visto che la situazione dal punto di vista dell'emergenza Covid-19 non è che sia così tanto migliorata negli ultimi tempi, però noi siamo fiduciosi, intanto stiamo facendo la nostra parte, ovvero quella di rimanere in casa e uscire solo per necessità, quindi lo consiglio a tutti voi, ma sono sicuro che già tutti stanno facendo il loro dovere, quindi ci vediamo presto. Un saluto a te Alessandro e a tutti i tuoi amici, a presto. Un saluto affettuoso ad Alessandro e a tutti i colleghi e gli amici del mondo del calcio dilettantistico. È un momento durissimo, lo vivo in una duplice veste, da amministratore delegato dell'AS di Portopalo da 8 anni, nonché da assessore del mio comune da quasi un anno, il comune di Portopalo di Capopasto, il più a sud d'Italia per non sbagliare. È un momento durissimo, le sensazioni sono negative, siamo fermi da oltre un mese, il nostro calcio dilettantistico è fermo da oltre un mese, sono tante le domande che ci si pongono, che ho avuto modo di parlare con il presidente Lopresti, si attendono indicazioni dal punto di vista nazionale, ma la situazione è difficile, ripeto, tante le domande, come si ripartirà con questa situazione pandemiologica, c'è il divieto assoluto di assembramenti, ci sarà dopo che arriveremo a contagi zero, perché comunque il virus è ancora in giro e non rispettando la distanza di sicurezza c'è il rischio di trasmissione, il rischio di un ritorno dei contagi, e quindi che fine faranno le tifoserie, che fine faranno gli allenamenti con calciatori che provengono da paesi differenti. Da un punto di vista economico, ripeto, siamo fermi da oltre un mese, sponsorizzazioni, bilanci societari, introiti, uscite, tutto bloccato. Da un punto di vista proprio tecnico-sportivo, gli atleti sono fermi da oltre un mese, gli addetti ai lavori non si recano neanche al campo, come si riparte? È quasi un inizio un po' come il mese di aprile, maggio, giugno, quando si organizza la stagione sportiva successiva. Le sensazioni sono negative, ma mi auguro che la realtà dei fatti sia positiva, perché le domeniche di calcio mancano e mancano a tutti. Il saluto e l'augurio e l'invito che faccio a tutti gli amici del calcio dilettantistico: restate a casa, trasmettiamo questo messaggio perché in questo momento più che mai è fondamentale, e aspettiamo i prossimi giorni con speranza. Ciao a tutti ragazzi, ciao Ale, ti ringrazio per avermi contattato, per esprimere e condividere con voi tutti il mio piccolissimo pensiero per questa situazione che è veramente a dir poco surreale. Sono giorni difficili quelli che stiamo affrontando, ma tutto ha una fine, come ha un inizio, tutto avrà una fine, quindi ragazzi stringiamo i denti, sacrifichiamoci rimanendo a casa il più lungo possibile. E vedrete che prima o poi ne usciremo, ritorneremo alla nostra vita normale e riprenderemo tutto quello che abbiamo lasciato, soprattutto le nostre passioni che veramente ci sono state tolte, e quindi non mi resta solo che augurarvi un grandissimo in bocca al lupo, un grande abbraccio e spero di ritrovarvi tutti in un campo di calcio per rivivere di nuovo le nostre emozioni. Buonasera a tutti, sono Rosero Bernardo, anche in questo momento molto difficile ci tenevo a lasciarvi un messaggio. Il messaggio è molto chiaro e importante: restiamo a casa, è l'unico modo per poter debellare questo virus che continua a camminare. Se vogliamo tornare veramente alla vita normale, a quello che facevamo regolarmente, a riabbracciare i nostri cari, i nostri amici e calcare i campi di gioco, restiamo a casa. Sono Antimo Iunco, anche io volevo mandare questo videomessaggio di incoraggiamento contro la lotta a questo nemico invisibile. Sono vicino alle famiglie colpite dal coronavirus e a tutti gli altri dico: restiamo a casa per poter dare presto un calcio al coronavirus. Un saluto e un augurio a tutti
i nostri collaboratori, a tutti i presidenti, dirigenti, atleti, tecnici delle altre società sportive e a tutte le persone che ci ascoltano. Mi auguro che questo momento non li abbia toccati e che questo momento di difficoltà venga da tutti superato al più presto. Campionato di eccellenza, dicevo. Campionato di eccellenza, campionato che è stato fermato come tutti gli altri dalla federazione, un campionato che potrebbe riprendere dopo 2 mesi di stop, secondo le indicazioni che dà la Lega. Io non credo sia una buona idea quella di riprendere il campionato sarebbe sicuramente falsato dopo 2 mesi di stop, la concentrazione dei giocatori, dei tecnici, dei dirigenti, la preparazione atletica non sarebbe sicuramente la stessa di quella del momento dell'interruzione. Quindi la Lega deve prendere una decisione concordandola con le società sportive, con le società interessate, per far sì che i danni vengano limitati al massimo e si metta un punto su questa tribolata e tragica stagione. A questo punto si dovrebbe poi pensare con molta attenzione al prossimo anno. Il prossimo anno sarà un anno molto difficile per le società dilettantistiche e sicuramente dovrebbero essere aiutate dal governo, dal Ministero dello Sport. Dovrebbe fare in modo che le società dilettantistiche o non paghino le iscrizioni o le abbiano quantomeno ridotte e dilazionate nel tempo. Ma queste sono indicazioni che do così io in un momento a freddo, senza grossi ragionamenti. Ci si potrebbe sicuramente sedere a un tavolo con la federazione, con le altre società e discutere di questa problematica. Le società vivono di sponsor, vivono di anticipazioni, di contributi, di sacrifici dei dirigenti, dei soci. L'anno prossimo sicuramente tutto questo verrà a mancare, perché la crisi economica che già è esplosa sicuramente sarà ancora maggiore. Il mio augurio è che con lo sforzo di tutti, con l'impegno e i sacrifici di tutti, il calcio dilettantistico possa continuare a dare spettacolo, a far giocare tante persone, tanti ragazzi, a far passare delle domeniche spensierate a tanto pubblico. Buonasera ragazzi, da Francesco Galeoto. Sappiamo tutti che abbiamo una partita importante, la più importante, e la dobbiamo vincere questa partita. Come si vince questa partita? Rimaniamo tutti a casa, che poi vi assicuro che si vince, è la più importante. So che stiamo attraversando un periodo molto brutto, per ognuno di noi è molto difficile rimanere a casa, cambiare le nostre abitudini, ma solo così riusciremo a superare questo brutto momento e uscirne vittoriosi. Stringiamo i denti, speriamo un altro po' e vinceremo questa battaglia tutti insieme. Sono sicuro che ci riusciremo. Per quanto riguarda la sospensione momentanea dei campionati, credo sia stata la scelta giusta da prendere e credo che la scelta più giusta da continuare a prendere sia quella di sospendere il campionato e assegnare l'attuale classifica. Perché non ci sono i tempi materiali per poter continuare il campionato, a mio modesto parere. Un grosso abbraccio al grande amico Alessandro e al presidente Vinci, che nonostante tutte le difficoltà che ci sono al momento sta cercando di onorare gli impegni presi. Cosa dire, è stato giusto fermare questo campionato perché per quello che sta succedendo in tutto il mondo è una cosa veramente grave. Sicuramente hanno preso delle posizioni perché giustamente anche gli stadi sempre pieni, questo virus si poteva, come è successo, si è sparso in tutto il mondo. Sperando che le cose cambiano il più presto possibile, perché adesso come adesso stare in quarantena, io già è da 28 giorni sono dentro e già comincia a prendere un po' la testa, no? Però mi auguro che al più presto possibile questo virus passi, così si ricomincia di nuovo ad andare allo stadio, andare a vedere le partite, oppure a farsi la partitella tra amici, ricominciare con la scuola di calcio. Io penso che sicuramente hanno fatto benissimo tutte le leghe, sia italiane, quelle straniere, di bloccare i campionati, perché sennò
alla fine non finirà mai questo virus, perché ci saranno sempre degli infetti che si passerà tra loro tutto questo virus. Io mi auguro che, come ti dicevo prima, possa ricominciare subito questo campionato, che adesso ci sta mancando. Prima eravamo arrivati al punto che ci stavamo stufando, no? A vedere sempre le partite. Adesso sta cominciando a mancare, perché uno che c'è stato dentro è dura, perché eravamo abituati a stare in campo, a vedere le partite. Io vi faccio un in bocca al lupo a tutti, che possa passare questo virus al più presto possibile, e mi auguro che si possa ricominciare di nuovo. Anche io voglio fare un videomessaggio per le persone che sono state colpite dal coronavirus, per dirgli che le sono vicino e ribadire a tutti di rimanere a casa per rispettare le regole che ci sono state imposte dal governo, per cercare di dare una volta per tutte un calcio al coronavirus e ripartire più forti di prima. Un abbraccio a tutti e vi sono vicino. Momento delicatissimo della nostra esistenza, però sicuramente ne usciremo. Stiamo a casa, evitiamo il contatto sociale, più stiamo a casa e prima usciremo e riusciremo a riabbracciarci più forti di prima. Buongiorno a tutti, anch'io come tutti gli sportivi d'Italia in questo momento vivo in quarantena, vivo una situazione particolare, lontano dalla mia famiglia, lontano dagli affetti, ma in questo momento di difficoltà, come stanno facendo tutti gli sportivi d'Italia in questo momento, bisogna essere forti, bisogna cercare di fare questa quarantena, di sconfiggere questo maledetto virus, e l'unica soluzione che abbiamo è proprio questa. So che non è facile, noi sportivi siamo abituati a stare sempre all'aria aperta, stare a contatto con gli altri, insomma divertirci, sfidarci, ma purtroppo l'unica soluzione in questo momento è stare fermi, ragazzi. Non possiamo fare altro, dobbiamo appunto sperare di sconfiggere questo virus il prima possibile e di ritornare alla nostra grande passione. Io oltretutto vengo dalla Lombardia, che è la regione maggiormente colpita in Italia, quindi ho vissuto personalmente una situazione veramente complicata. Oggi il nostro spirito deve essere veramente battagliero, e per sconfiggere il nostro nemico principale dobbiamo essere tutti uniti e tutti forti, sperando poi di tornare ad abbracciarci il prima possibile e, chi lo sa, anche di festeggiare insieme. Questo per tutti noi è un periodo molto triste, ma insieme ce la faremo e sarà così, perché il gioco di squadra ha sempre vinto e continua sempre a vincere. Ognuno di noi sta facendo sacrifici importanti, ognuno di noi sta rinunciando a qualcuno e a qualcosa. Noi sportive stiamo rinunciando a quello che ci rende più felici, cioè giocare. Quindi è importante stare distanti oggi per essere più uniti domani e sarà tutto più bello. L'arbitro non ha ancora fischiato, quindi continuiamo a combattere. In questo momento di difficoltà la salute viene prima di tutto. Uniti ma distanti supereremo questo momento. Io resto a casa, fallo anche tu. Un abbraccio a tutti i tifosi della Cireale. Amici sportivi, un saluto a tutti in un momento così difficile per tutto il mondo. È un momento che però ci obbliga ad un altro piccolo sforzo, un altro piccolo sacrificio. I numeri ci stanno dando ragione, restiamo uniti, un altro piccolo sacrificio e poi torneremo negli stadi. Noi che amiamo il calcio, è vero, un momento molto difficile per noi e per gli sportivi in generale. Di solito siamo abituati a rimanere insieme, a stare insieme, ad abbracciarci dopo un gol, ad esultare dopo un gol. Bene, torneremo a fare tutto questo. Torneremo a fare tutto questo se rimarremo uniti, se rimarremo sul pezzo, se continueremo così. Perché, ripeto, i numeri ci stanno dando ragione. Ancora un altro piccolo sforzo e poi ci rivedremo nei campi di calcio, nei palazzetti dello sport, insomma. Ci rivedremo, ci abbracceremo, esulteremo insieme, sorrideremo insieme. Ciao a tutti, naturalmente anch'io come tutti sono a casa e rimango ancora a casa. È un momento difficile, un momento di paura, però sono sicuro che presto ne usciremo. Continuiamo a comportarci nella maniera giusta, continuiamo ad avere rispetto delle norme
e sono sicuro che presto torneremo alla nostra normalità. Normalità che mi auguro possa ritornare anche nel calcio, anche se non sarà facile ripartire. Prima bisogna sistemare le cose più importanti che ci sono nella vita e poi viene il calcio. Però è giusto che anche il calcio riesca a ripartire da questo brutto momento. Mi auguro che si riesca a attenzionare molto di più il mondo dei dilettanti, magari dopo quello che sta succedendo, che la gente non speculi su questa brutta situazione, soprattutto nei campionati minori. Sento già che qualcuno vuole chiudere tutto, però c'è da fare i conti anche con chi questo lo fa per lavoro, quindi ragazzi che magari non hanno stipendi da Serie A. Quindi tanti ragazzi lo fanno per lavoro, campano la famiglia, pagano affitti, pagano mutui. E quindi mi auguro che veramente non si speculi dietro a questa situazione, che il calcio riesca a ripartire nel miglior modo possibile. È un momento difficile per ciascuno di noi, un momento difficile direi per l'intera umanità. Dobbiamo combattere una battaglia, direi di più, giocare una partita, questa volta una partita che ci vede alleati contro un nemico invisibile. È chiaro che in questo momento in cui siamo tutti costretti a rimanere a casa, tutti costretti a fare i conti anche con le nostre solitudini, ci mancano le cose della vita che ricordiamo di aver vissuto soltanto fino a poche settimane fa. E tra queste cose sicuramente la meno importante delle più importanti c'è il calcio. Non si giocano i campionati, è tutto fermo, non c'è lo sport che ci ha accompagnato nelle settimane che hanno preceduto questa grande crisi. Chi ha vissuto come me il calcio come passione, credo come molti di voi, è una assenza difficile da accettare, ma direi normale. La nostra speranza è naturalmente che si possa tornare a vedere un pallone rotolare sull'erba. Ci auguriamo che si possa progettare, e bisogna cominciare a farlo, una ripresa che però sarà possibile soltanto ed esclusivamente in assoluta sicurezza per tutti, per i calciatori in primis, ma anche eventualmente per il pubblico che potrà tornare a vedere le partite. Bisogna progettare, ma poi alla fine per decidere quando e come ricominciare dovremo capire se l'emergenza sarà finita. Dobbiamo prima vincere questa partita contro il virus per poi ricominciare a giocare, a vedere, a vivere le partite con l'entusiasmo che abbiamo sempre avuto nei confronti delle squadre e dei nostri colori. Stiamo vivendo dei giorni veramente terribili, giorni nei quali la tentazione di lasciarsi andare alla negatività è molto forte, lo capisco, ma nei quali dobbiamo sforzarci di essere positivi, capire quale bagaglio di esperienze ci porteremo dietro quando finalmente saremo all'uscita dal tunnel. È come se ci stessimo sottoponendo a un grande bagno di umiltà. Stiamo soffrendo per questo, però è anche vero che stiamo riscoprendo dei valori di semplicità, dei valori di vita a misura d'uomo che probabilmente avevamo dimenticato. Ecco, io spero che dopo potremo trasferire queste esperienze anche nello sport, nel calcio, nel modo di vivere il calcio, cioè nel tifo. Io sono cresciuto in un periodo nel quale, anni 50, anni 60, il tifo era molto diverso da quello di oggi, era un tifo molto più genuino. Poi dagli anni 70 in avanti tutto si è estremizzato e adesso ci sembrano persino normali degli eccessi che sono inaccettabili. La violenza verbale, con il teppismo addirittura la violenza fisica. Io spero che dopo questo bagno di umiltà tornerà ad avere il sopravvento il tifo a favore della nostra squadra, dei nostri campioni, sul tifo contro, che è del tutto antisportivo, il tifo contro le altre squadre, gli altri giocatori. Questo è quello che io mi sento di sperare. Parlare di sport, di calcio è complicato. L'unica cosa che riesco a dirvi in questo momento è: restate a casa, restiamo uniti, stiamo sereni. Stiamo tutti uniti. Funny how alone
Stiamo a casa, stiamo tranquilli e rialziamoci il prima possibile. Una delle cose che abbiamo conquistato grazie a questa quarantena forzata è certamente il tempo. Cercate di fare attività che in qualche modo aiutano anche la mente a superare questo momento che, state tranquilli, si supererà benissimo a breve. Se riusciamo serenamente, secondo me, a vivere questo periodo, penso che siamo nella prospettiva di ricominciare il calcio forti dei nostri valori che ci spingono a fare calcio in ambito dilettantistico. Forza, ce la faremo tutti insieme. Dobbiamo avere un grandissimo senso di responsabilità, ma anche avere il giusto grado di ottimismo e di possibilità. Oggi pensare allo sport classico non è più adattabile. Presto questo sarà solo un brutto sogno. Noi dobbiamo restare a casa. Eravamo abituati in un certo modo. Questo aspetto ci ha cambiato un pochino gli equilibri. E quindi è giusto che bisogna osservare le regole e rimanere a casa. Di più vero esiste un mondo e non ce ne accorgiamo quasi mai. Andare avanti finché questa situazione non finirà. Vedere i calciatori che giocano in uno stadio vuoto è veramente una desolazione. La vita, che cosa di più vero esiste un mondo. Presto potremo tornare nei nostri amati campi di calcio a poterci abbracciare di nuovo. E siamo certi che questo incubo da qui a breve terminerà. Adesso siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte. Abbiamo bisogno di abbracciarci. Nella normalità tendiamo a dare per scontata ogni cosa. Ce la faremo, non abbiamo dubbi. Un segnale di fiducia, un segnale di forza e ce la faremo sicuramente. Andrà tutto bene. Complimenti ad Alessandro Bellanici e a tutto il suo staff per la realizzazione di questo speciale, tra l'altro in esclusiva per Noi di Penalty, dedicato ancora una volta al dramma coronavirus. Abbiamo sentito al suo interno le testimonianze importanti dei protagonisti del calcio nazionale. E chiudiamo, telespettatori di Gold 78, la puntata odierna. Vi diamo appuntamento alla prossima, martedì 15 aprile, come al solito alle ore 21 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre per Sicilia e Calabria. Chiudiamo la puntata e lo faremo anche per le prossime 4 settimane con un video speciale realizzato da uno dei protagonisti del calcio dilettantistico regionale. Parliamo del portiere titolare dell'Acragas Sebastiano Paterniti, un provetto ed interessante cantautore. Ha realizzato una canzone e un video che sarà appunto la nostra sigla finale. La canzone si intitola A volte. Appuntamento alla prossima settimana e complimenti a Sebastiano Paterniti. A volte guardo le mie mani, mi chiedo se davvero potevo far di più. A volte guardo nello specchio, il volto che riflette non mi somiglia più, non mi somiglia più. Non mi somiglia più. A volte guardo il mio obiettivo e se non mi avvicino non ci arriverò più. A volte guardo il mio domani, se non mi do da fare non ci sarà più, no, non ci sarà più. E non ci sarò più. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che sei, il destino è davanti, io dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me vado a prenderlo io, questo mondo che c'è, il destino è davanti, io dietro di me, non lo so dove andrò, che farò.
dico la regola di non pensarci più. A volte cado in 1000 pezzi e quando li raccolgo non combaciano più, non combaciano più. Non combaciano più. Se non viene da me vado a prenderlo io questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. Se non viene da me vado a prenderlo io questo mondo che c'è, il destino è davanti o dietro di me, non lo so dove andrò, che farò. E con le mie forze sfiderò il buio e le lacrime, cavalcherò i draghi dentro di me, accenderò il cielo